Sappiamo come la pandemia abbia accresciuto le diseguaglianze che già erano presenti in questo Paese. Quella però nei confronti delle donne è forse la diseguaglianza che sembra essere socialmente più accettata. E io penso che questo sia un elemento che ci dovrebbe portare a fare alcune riflessioni, perché al contrario noi siamo convinti invece che le questioni di genere debbano avere una importanza strategica dentro la nostra discussione. E bene ha fatto la consigliera Azzottis a richiamare il collegamento che l'analisi dell'impatto delle politiche di genere deve avere per quelli che saranno gli interventi finanziati con il Recovery Fund. Una grande novità apportata dal Governo in riferimento alla proposta del piano di ripresa e resilienza italiano, che obbligherà tutti i progetti, per essere accettati, a dover dimostrare che sono interventi che hanno appunto un impatto positivo rispetto alle questioni di genere. Questo lo sottolineo perché molto spesso in questo Consiglio regionale abbiamo discusso di quanto le risorse che arrivano dall'Europa dovrebbero aiutare per premiare i territori che sembrano essere più efficienti e agire per ridurre le distanze di natura territoriale. Ecco, io credo che sarebbe utile per una volta che questo Consiglio regionale si occupasse non solo delle distanze nord-sud, ma si occupasse delle distanze uomo-donna, e perché penso che questo sia un tema strategico in prospettiva per questo Paese e per questa regione, perché è evidente che la questione femminile, attraverso la pandemia, ha messo in evidenza una questione del lavoro femminile, che anche in questa regione non possiamo non affrontare, sia in riferimento alla quantità. Sono le donne che hanno lasciato sul campo in questo anno e mezzo di Covid il maggior numero di posti di lavoro, perché occupate tendenzialmente nei settori più colpiti dalla pandemia e perché spesso occupate con contratti precari, e quindi noi ci troviamo dopo il Covid ad avere una quantità importante di donne che vorrebbero lavorare e che non hanno più il posto di lavoro. Ma il tema del lavoro femminile vuol dire anche la qualità del lavoro a cui le donne possono aspirare, sia in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo spiegava bene prima il consigliere Montanariello, ma anche in termini di retribuzione. Questo è un altro grande tema rispetto al quale questa regione potrebbe fare molto. Il cosiddetto gender pay gap, cioè il fatto che le donne a parità di funzione, di ruolo e di incarico siano pagate meno degli uomini, è una grande ingiustizia alla quale bisognerebbe porre fine. E infine, e chiudo, c'è la grande questione, e si richiama sempre il tema del Recovery Fund, la grande questione delle infrastrutture sociali, che riguardano certamente i centri antiviolenza e le case rifugio, che riguardano i consultori, che recentemente in questa regione, per volontà di chi la governa, non sono più accessibili a tutte le donne. Io ritengo questa una decisione molto grave, che le donne dopo una certa età non possono essere più curate nei consultori, ma devono rivolgersi agli ambulatori o agli ospedali. E guardate, è un tema delicatissimo che riguarda anche la sensibilità con la quale le donne usufruiscono dei servizi sociosanitari. Ma il tema delle infrastrutture sociali in ambito femminile riguarda anche la rete degli asili nido, delle scuole di infanzia. Ma in generale io penso che se vogliamo davvero costruire una società a misura di donna, dobbiamo completamente ripensare il modello e costruire delle comunità che mettano davvero al centro lo sviluppo delle ambizioni e delle possibilità delle donne, che può essere il vero meccanismo attorno a cui costruire un nuovo sviluppo post pandemia. Grazie Presidente.